Ben ritrovati, ben ritrovate, amici e amiche della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Oggi è giovedì 28 dicembre e ricordiamo i santi martiri innocenti. Oggi appunto ricordiamo questi che sono gli ultimi Comites Christi, questi piccoli santi del cosiddetto seguito di Gesù. E una pagina del Vangelo è questa che possiede certamente una sua tragicità, ma che nell'ottica del martirio si rivela anche una pagina di luce. Questa d'altronde è l'azione propria di Dio, trarre dagli errori dell'uomo una insperata salvezza, trasformare la croce in risurrezione, ridonare speranza lì dove non ce n'è più. Anche oggi ci prepariamo all'ascolto della parola di Dio con una invocazione del Cardinal Carlo Maria Martini. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, aiutaci a resistere alle tentazioni di stanchezza e di negligenza. Aiutaci a trovare la gioia della preghiera continua. Ottienici di poter fissare i nostri occhi sul tuo Figlio Gesù, di amarlo come lo hai amato tu, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Fa che i nostri affetti e i nostri pensieri si lascino dirigere verso di Lui per essere una cosa sola con Gesù e in Lui con il Padre per la grazia dello Spirito Santo. Amen. Il Vangelo di oggi è Matteo, capitolo 2, versetti dal 13 al 18. Lo ascoltiamo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò». Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. In questo Vangelo, come possiamo vedere, ci sono 2 figure speculari, 2 uomini in risalto, 2 uomini che compiono delle azioni nei confronti di chi è più piccolo. Perché noi esseri umani nasciamo così, totalmente in balia delle decisioni dei più adulti. È tipico di ogni essere vivente, ma in particolare dell'essere umano che nasce carente dal punto di vista delle dotazioni naturali e gli ha sempre e subito bisogno di tutte le cure dei più adulti. E c'è un uomo che si preoccupa di difendere la vita nascente, di farla crescere. Quell'uomo sa che lui non è più il futuro ormai. È adulto, la giovinezza è un ricordo. Non dovrà più vivere per affermare se stesso, dovrà vivere per far crescere quel bambino appena nato, per difendere sua madre. Quell'uomo è un vero padre, quell'uomo è Giuseppe. Dall'altra parte abbiamo Erode, il quale invece non accetta di tramontare, anzi, è la sua più grande paura quella di perdere la forza
la giovinezza forse, il potere soprattutto. E per lui la vita nuova, il nuovo che avanza, è solo una minaccia. Per questo motivo fa quello che per tutta la storia e ancora oggi si continua a fare in tanti modi diversi. C'è un vecchio mondo che toglie l'energia, toglie la vita al nuovo. Questi santi martiri innocenti sono presenti ovunque, nella società, nelle istituzioni, nelle famiglie, persino in noi stessi, quando facciamo tacere la novità, la vita nuova a cui ci vuole condurre lo spirito, e facciamo resistere, cioè riesistere, l'uomo vecchio. Giuseppe ci invita a non aver paura invece, a non temere ciò che la provvidenza ci offre come nuovo cammino, nuova direzione, come conversione verso l'uomo nuovo che è il Signore Gesù. Concludiamo con l'antifona d'ingresso prevista nella liturgia di oggi e che è tratta dal Salmo 84. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Proprio questa fiducia, quindi, che è propria della figura di Giuseppe, che è propria di tutti i santi della storia della Chiesa, che vogliamo domandare al Signore per noi e per questo finale di anno, e anche e soprattutto, ecco, per iniziare con speranza l'anno che verrà. Ci salutiamo con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci, a domani.